E voglio, ciao, benvenuto a canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. E oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, per la prima volta vi porterò una 24 ore in cui a decidere la mia giornata sarete proprio voi. Come? Facendo delle storie su Instagram, quindi se non mi seguite, seguitemi adesso Super Allan 5, che potrete partecipare alle prossime 24 ore decise dai fan. Io adesso pubblicherò la mia prima storia e voglio mi è venuta una capata perché sto registrando il video venerdì, ma domani sabato 3 maggio è il mio compleanno, faccio 29 anni, quindi fatemi tutti quanti gli auguri in questo momento qui sotto nei commenti che vi risponderò, almeno mi metterò un cuore a tutti quanti. Voglio avere una capata, voglio festeggiare il compleanno in un'altra zona d'Italia, non a Napoli, e quindi in questo momento devo far decidere a voi dove devo andare. Ma aspettate, perché a decidere i due posti dove potrei festeggiare il compleanno ci sarà lui. Raga, Super Allan domani fa il compleanno. Dove lo deve festeggiare? Deciderete voi questa 24 ore solo per lui. Va a Milano o Torino? Scelgo io, Ok ragazzi, quindi tra 5 minuti vedremo il sondaggio, cosa avrà decretato. Non lo so, Milano o Torino, ci sta. Vabbè, zona del nord. Vediamo, Allora io mentre sono sul lungomare più bello d'Italia, è arrivato il momento di vedere il primo sondaggio deciso da voi follower, cosa ha decretato. Comunque, allora posso votare anch'io, no? Milano o Torino? Allora, secondo me Milano è troppo sdoganato, io direi Torino. Wow, mamma, 72% Milano. Assurdo. Milano è una bella città. Quindi ragazzi, nell'anno dello scudetto dell'Inter voi avete deciso che dovrò partire per Milano. E Milano sia. E quindi check-in. Signori, qui non si scherza, viaggi in attesa di check-in da Napoli a Milano sabato 3 maggio 6:35 di mattina, arriviamo alle 7:55. Si parte. Buongiorno, aiuto, mamma mia. Ma voi pensavate che io scherzassi? Che 4:30 la mattina, sto capendo niente. Che mi è venuta questa idea, non lo so. Per voi, per voi. Oggi siamo arrivati all'aeroporto internazionale di Napoli, Capodichino. Sono le 5:15 e io ho l'imbarco alle 6. Voi direte, perché sei venuto così presto? E che ne saccio, aiuto. Domanda facile a che sto? Non capisco niente. Allora, vediamo qual è il nostro aereo. Diretto per Milano, scelto da voi ovviamente. Milano Linate, eccolo là. 12:86. Mi è nato il numero mio. Ah no, questo è delle 8:30 infatti. Ma questi sono gli arrivi. Vabbè, su Caenane 8:03 e chi là di la Ruston a Billan B 12:78, check-in 12:21 signori. Tutti salgono sulle scale mobili, io sulle scale immobili. Tra l'altro voglio voi dovete sapere anche un'altra cosa. Questo è il mio primo volo da solo, completamente da solo. No, mi perdi dall'aeroporto o pigli un aereo panato, sicuro non sento. Cosa faccio? Ragazzi, ansia da prestazione, che sono sempre partito in compagnia, solo insomma è partito. Non ci capito mai perché mi è venuto sta capato. Incredibile, ci sto pensando solo in questo momento. Cioè ieri ho fatto la storia, ragazzi, dove devo andare? Via, e partiamo. Bello però si fa, si capato. Le devo fare più spesso ragazzi. Fatemelo sapere se questo tipo di video vi può piacere. Fatemi sapere se ne vorreste altri insieme. Ma ragazzi, ma quanta gente c'è a quest'ora? È incredibile. Ragazzi, c'è da quanto tempo, Ok, voglio una volta fatti i controlli, come fa? Milano Linate 6:35, area A. Allora, adesso in teoria ci sarebbe stare al bar per fare colazione. Ma dovete sapere anche questo, mi sto cagando sotto. Sono andato in bagno stamattina, ma non sono riuscito ad andare in bagno. Come ve l'ha già spiegato? Io è uscito Gate. E dici? Poi io sono ufficialmente a Milano Linate e quindi il primo nostro obiettivo di questa 24 ore decisa da voi fan è stato portato a termine. Voglio quanto è brutto l'effetto che vi fa l'aereo appena sceso, cioè non sento niente, mi sento proprio appilato al 100%. Poi non so se anche voi soffrite mal d'orecchio in aereo, io più che mal d'orecchio poi mal di tutto, cioè mi fa male dietro l'orecchio, dietro la testa, areto cuore, dappertutto. Gli ultimi 20 minuti me lo fa sempre, non capisco perché, ormai mi sono abituato. Però è proprio brutto. Fatemi sapere se anche voi soffrite di questa cosa e cosa prendete per evitare di soffrire così tanto. Io non piglio mai niente. Non ci credo. Ma tu cosa ci fai qua? Mi perseguiti? Non ci credo. Ma pure questo. Questo è tuo. Ah. Muoviti, entra. Spieghi. Mettiti la cintura. Pure? Si porta a Napoli. No, che c'entra? Qua suona. A casa portavo. Auguri! Buon compleanno che ti sei seduto sopra tutte le mie cose. Alzati una. Su capelli, la vostra mezza vita, te non vuol mandare. Mamma. Allora sai esce qua. Che cazzo ne sai? Su capelli da stamattina, che pure il riccio appilato. Devi mettere la cintura
Meglio il cappello, la cintura. È buono cappello così. No, tu sotto te, vai. Voglio, quindi come avete visto in questa 24 ore in cui Che urli. come faccio? In questa 24 ore in cui decidete tutto quanto voi quello che dobbiamo fare, c'è anche Roberto. E che faccia è? È arrivato il momento della colazione, perché comunque sono le 8:30 e quindi adesso su Instagram vi chiederò che tipo di colazione dobbiamo fare. Guagliu, buongiorno, sono ufficialmente arrivato a Milano. Prima cosa che vi chiedo, colazione fondamentale, colazione dolce o colazione salata? Votate, tra 5 minuti vedo un attimo che ce la fa. E quindi adesso ragazzi dobbiamo aspettare tra 5 minuti e vedere cosa buttano i followers. Oggi stiamo passando fuori l'Università Bocconi. E a proposito di Bocconi, vediamo a cosa dobbiamo dare i nostri bocconi. Vedi, vota pure tu al sondaggio e poi vedi cosa ha vinto. Importante sapere. Ma già dobbiamo vedere. È normale, è quando vuoi, va. Vai, vediamo un po'. Che colazione vuoi? Dolce. Dolce. Sta vincendo, vai! E quindi Ha ha vinto! vinto. Sì. Ha vinto dolce! Che bello! Che bello. A parte che io preferisco la colazione salata. Poi fatemi sapere anche voi cosa preferite tra dolce e salato. In ogni caso devo trovare qualche cosa senza lattosio. Cioè quelli che è la difficoltà. Ma che sta pisciando vecchio? Ma stai pisciando, cacciavo? Eh sì. È importante comunque, vicino all'albero, è importante. Prima di fare colazione bisogna fare palestra. Sono 10 kg e 10 kg, ce la fai? Oh, ce la faccio, di meno. Appunto. Capito che chi stai parlando? Guarda lo Schwarzenegger. Spauro, facciamo sempre da pompato, poi. Miseria, prima di fare colazione, ragazzi, è importante fare la palestra la mattina, tutto sangue, prima nel verde più totale, ragazzi, siamo in un parco. Ti hanno fatto usare? E ci sono vari attrezzi così, girando un po' per il parco, anzi i parchi che ci sono qui a Milano, perché ne sono tantissimi. Questi sponsorizzano Sì, parchi, sì. ce l'hanno accattato? No, però c'è anche il lato per la palestra. No, comunque è bello che vi stava spiegando che tutti questi parchi sono pure aperti, per esempio qua. No, chiusi in realtà, per i C'è un cani. recinto, sì, c'è un recinto per i chiusi. cani. E vai, vai, sei. Sono anche le giostre, è bello, si vuole. Oh, vogliamo fare questo! Questo l'ho sempre sognato, stamattina non ci sta nessuno, quindi lo possiamo fare. Che cosa? Aspetta, questo devi appendere a un filo, ti devi far trasportare. Io da appendiare a te, bro. Uno scoiattolo l'ho visto. Oh, là lì, incredibile. Eccolo. Ciao. Ciao. Allora vai. Ciao, scoiattolino. Ma scusa, ma noi andiamo a tenermi a fare colazione. A few moments later. E colazione dolce sia, signori. Allora, io ho scelto cornetto vegano, Roberta cornetto a crema e 2 succhi di frutta. Devo dire, il crunchy pure è bello potente, È buono. Siamo da caffè. Scaringi. Prima che mangi, poi spingi. Giù, a botta di, diciamo, scorretto. Sono qua vegano, non so se l'avete mai assaggiato, ve lo consiglio. Allora adesso dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare come prossima attività, che ovviamente vi chiederò ancora una volta su Instagram, quindi vi ripeto, se non mi seguite ancora fatelo, superarla in 5 perché magari ci saranno altre challenge come queste che deciderete voi e se non mi seguite non le potete decidere. Cornetto finito, adesso si va con il succo di frutta. Vabbè, ve la devo raccontare questa perché dovete sapere tutto quello che è successo. Sono andato vicino alla ragazza dentro, ho detto mi dai un succo di fruttace e un succo di frutta. Io ero giustamente detto ok, il succo di frutta, poi io ero convinto che c'era spremuta d'arancia, invece no, c'è il succo di frutta, c'è il succo di frutta. Un succo ace. Sì? E un succo di frutta. Succo di frutta sì, ok, c'è l'altro. Niente, voi avete visto, no? Io non sapevo di essere ripreso in quel momento, comunque Roberta ero via da parte. Ci fatta figura un ballato con questo cadino. Poi adesso ci avviciniamo un po' più alla zona conosciuta di Milano, siamo a Repubblica perché siamo quasi per andare a fare il check-in nell'hotel. Ovviamente facciamo l'home tour, l'house tour, l'hotel tour. Signori, ci siamo, ecco qui la nostra casetta per questa notte. Maron, vieni, prego. House tour con un divanetto all'ingresso. Milano Apartments, grazie mille per l'ospitalità, veramente. Questo tavolino bianco, televisione, cucina. Wow, la cucina è meglio che tenga a casa, veramente bella. Pure moderna, sta pure fornetta a induzione. Ma infatti, ma poi dura tantissimo. Condizionatore, una lucina e poi qui ovviamente prima il bagno. Wow, tantissima roba, parte moderna al 100%. Date qua, aiuto. Adesso le luci, non ci mai visto queste luci così belle. Comunque, vabbè, vari servizi igienici comunque. Doccia, vabbè, il solito specchio per vedersi. Lavandino. Bello.
C'è un altro specchio qui, sempre per vedersi e per ammirarsi. Victoria e David Beckham, eccoli qui. Altra televisione, qualche mensoletta, un lampadario e il letto. Delle grandi occasioni. Vabbè, ragazzi, io ringrazio veramente Milano Apartments per la grande ospitalità. Vi lascio qualche contatto qui sotto. Se vi trovate a Milano, volete un appartamento carino come quello là che vi ho fatto appena vedere, vi lascio qualche contatto qui sotto. Sono disponibilissimi, gentilissimi e nulla. Io adesso vado in bagno, che ora non ce la faccio più. Ragazzi, dovevo subito testare il bagno, era fondamentale perché le recensioni o le fai bene o ne fai proprio. Bellissimo. Ah, Milan. Siamo quasi in Duomo. Perché? Perché oggi è il mio compleanno. E quindi, signori, se non avete fatto ancora gli auguri, fateli in questo preciso istante perché li voglio tutti quanti. Ma a parte questo, la cosa importante, un regalo a Rusta. Andala a comprare. Quindi ragazzi, è arrivato, penso, il sondaggio più bello di questa 24 ore deciso da voi. Roberta oggi il regalo me lo deve fare meno o più di 100 euro. Signori, tutto nelle vostre mani. Vi aspetto, votate. Signori, adesso bisogna soltanto aspettare i classici 5 minuti. Mettiamo il sondaggio nelle storie, vediamo cos'è. Io mi auguro ovviamente più di 100, Occhio, lo merito? Oh mia bella Madonnina, quanti soldi spenderà? Regalotto. Tra poco vediamo, Ragazzi, ho finalmente deciso il posto in cui Roberta dovrà farmi il regalo. Questo posto. Quindi è più o meno di 100 euro. E nei tuoi sogni. Comunque pensi che a 100 euro ce la fai, un scontrino. Solo lo scontrino. Manca la busta a 100 euro a due Rolex. Bravo. Dove state poi? Gucci. E questo me lo fai tu a me. Ok. Cioè l'effetto è proprio questo qua. Giri Dior, poi Giorgio Armani, poi Prada, poi Louis Vuitton, poi Savini, poi Sbatter. Sì. Ibrahimovic la faccia Kim. Sono passati 5 minuti, vediamo. Allora, tu che voti innanzitutto? Allora, io voto meno, però già sono sicura al 100, 300, 100%. Che percentuale è, scusami? Che vince. Vediamo che vince. Lo sapevo. Ma che Godo. L'uomo più felice del mondo, signori. E quindi adesso dirigiamoci in qualche negozio. Io dico la verità, non ho idea del regalo che potresti farmi, cioè di quello che vorrei. Anche perché il regalo mio più grande se lo za. Quindi così finisce. Ma che cos'è? Cioè, è bello e buono, penso facendo una cosa, la foto, il selfie. Le strisce si attraversa. Ma quando mai andavo non ci stanno neanche le strisce. Ragazzi, attualmente siamo a Via Torino, che è praticamente una strada tipo Via Roma, dove stanno un sacco di negozi. Stanno pure un sacco di gente, da come potete vedere. Di aggiorno, ragazzi, devo anche fare un attimo mente locale su cosa potrebbe interessarmi, perché non c'ho ancora un'idea. Però magari, ecco, passando pure ai negozi, mi può venire l'idea. Ma quale idea? Sicuramente 2 mutande, Giuseppe. Le mutande belle rosse, però. Ma io penso di aver trovato quello che mi piace. Questo. Cioè questi completi qua, mo che viene l'estate, questi pantaloncini. C'è proprio quella che si mettono particolarmente in estate per scendere. Con queste magliette sopra. Poi ce n'è ancora un'altra della Nike che non vi ho fatto vedere. Quella me la prendo io e magari il completo. Vediamo un po' quante che viene. 39,95 la maglia. Il pantalone 49,95. Fai 50. E 40. No, È meno, quindi devo vedere un'altra cosa. Era così 10 euro. No, di 10 euro, perché è più di 100 euro, non uguale a Quindi 100. mi sfruglia Quindi tutto quanto. Vediamo un po', se me lo merito, Ozzo. Mi devo misurare un completo. Ma ricordati che sei con l'aereo, ci entrano le cose. Io tengo solo sul borsone. Comincio a misurare la maglia della Nike. Una delle 2 maglie della Nike. La maglia definitiva. Allora, questa è la maglia definitiva. Allora, questa è la maglia dell'estate. Poi c'è la seconda maglia dell'estate. Stiamo decretando noi questa cosa, Questa è la seconda maglia dell'estate. Non so se ci siamo più belli. C'ha dei colori ancora più particolari. Secondo me questa è la taglia giusta. La secondo me è troppo lunga. Ma questa è proprio bello, mi piace pure il colletto. Ora misuriamo il pantaloncino. Questo è il primo completo. Allora, questo è proprio la verde. Allora, il pantalone mi piace assai. La maglietta sai che è? La maglietta la vedo proprio semplice. Ci vedrei più quelle maglie tipo questo tessuto qua. Perché la vedo proprio semplice. Anche se non è che non mi piace. Secondo completo. Allora, la maglia troppo grande. Pantalone che secondo me potrebbe essere la taglia giusta. Mamma, come sei disordinato? Secondo me questo. Colore diverso dal solito. Beh, verde pure è bello. C'è un momento tanto atteso. Regalo fatto, vediamo un po' quanto hai speso. 108,08, quindi hai superato i 100 euro, così come è stato decretato da voi nelle storie. Ma attenzione, perché non è finita qui la giornata, non è finita qui la nostra 24 ore. Però devo dire la verità, bellissimo regalo, cioè facevo passare. Grazie. Diciamo che per riprenderti sei entrato in un negozio di trucchi. Che
bello, non c'è cosa più bella. Eh sì, non c'è cosa più bella che ricevere già un regalo. Potresti fare? Oh, vero, che ma cagnate il regalo video. Aiù, finalmente possiamo andare a mangiare perché, vabbè, diciamo che il sorriso è a 360 gradi dopo il regalo. 14 e 18, potremmo mangiare? Ok, possiamo mangiare, quindi adesso è il tempo di fare un altro sondaggio. È il tempo delle mele. Signori, qui le cose a Milano procedono alla grande solo e sempre grazie a voi. Vi faccio un altro sondaggio perché se fate il tempo di mangiare, regalatemi una gioia anche qui. Mangio pasta o un bel fast food? Fatemi sapere che godiamo insieme. Eh sì ragazzi, io mi auguro che godano il fast food. Ragazzi, pausa pranzo di quelle importanti. Bel fast food, guardate cagaggio combinato. Se ne è fiuto, tutta roba in che c'è muto stuzzicatente, mannaggia la miseria. Però guardate qua cosa mi sto mangiando oggi. Grazie a tutti quelli che hanno votato fast food. La scelta doveva per forza ricadere sul fast food. La pasta e fast food. E dai, siamo al mio compleanno di sabato a Milano. Ci vogliamo mai mangiare la pasta. Non mi esprimo più di tanto perché poi vedrete, ma signori, nuggets di filetto di pollo. Uno più croccante dell'altro, vi ho detto tutto, buonissimo. Ripeto, uscirà un video apposito su questo. Iscrivetevi ora al canale, non ve ne pentirete. Ragazzi, adesso è il nostro momento. Giovanni si è un attimo allontanato, praticamente è andato a comprare l'acqua perché stiamo morendo di sete. È andato a comprare l'acqua, guardate, sta lì, dov'è? Eccolo. Sta andando a comprare l'acqua. Io nel frattempo ho il suo telefono e voglio fare un sondaggio con voi su Instagram e adesso lo facciamo insieme. Ragazzi, adesso è il nostro momento. Dove faccio comprare? Devo fare uno scherzo a Giovanni. Dove gli faccio comprare un gadget o un qualcosa? Nello store dell'Inter o del Milan? Fate presto. A few moments later. Ragazzi, è ufficiale, non andrò a prendere mai più una bottiglia d'acqua perché per pigliare una bottiglia d'acqua, cioè guardate il danno che mi ha fatto. Io adesso dovrei entrare in uno di quei due negozi che non nomino nemmeno. Vediamo un attimo il sondaggio, per piacere, allora c'è sta clip proprio al volo anzi. Tu che voti? Non lo so, ma ho votato Milan, perché attenti tutti quanti dicono Inter. Fammi re. Hai visto? Maronna Lo sapevo dell'Inter. Subito, andiamo subito, vammoci alla mola. Io non ci credo che sto qua dentro. Ma che stai venendo? Mi hai persa capo? Incredibile, sono nella tana del nemico. Cioè, scusate, posso farti una domanda? La cosa meno costosa, cioè la più economica che avete dell'Inter, perso una scommessa? a 5 euro, sono Ok. 3,50 euro la penna. Grazie. Forza Napoli però, sempre, signori, un po' di content nel negozio dell'Inter. È normale, il benissimo mette a fasti fatti. Ma per forza per accattare cose più economiche. 3,50 euro la penna dell'Inter. Mamma, anguciate, comunque regalo questa penna dell'Inter al primo interista che mi commenta il video. Ciao. Oggi sono le 20:52, non è ancora finita del tutto questa 24 ore. Adesso scendiamo per questo bel sabato sera. Andiamo a mangiare. Per poi. Ragazzi, questa è una delle cose che invidio di Milano. Sabato sera, per esempio, non puoi prendere la macchina, non ce l'hai, scendere tranquillamente con i mezzi. Sono le 9:27 e noi stiamo per prendere la metro. 22:42 e noi ragazzi siamo a mangiare, siamo usciti fuori a cena ovviamente, è il mio compleanno, quindi ho portato il bambinello fuori a cena. Signori, questa 24 ore a Milano continua, Siamo in zona Moscova ed è una zona molto popolata, c'è molta movida milanese qui come state vedendo. Stiamo facendo un giretto in questo sabato milanese. Comunque vabbè, che cazzo, sembrano i baretti a Napoli. Ci sta. Noi prima siamo andati a mangiare, adesso giretto per poi. Niente. Ragazzi, comunque Roberto mi ha portato in un posto dove non ci sono mai stato a Milano. Cioè in realtà io non conoscevo proprio l'esistenza di questo posto. Ma dove siamo? A New York. C'è Grattacieli, la torre di Unicredit. Ah, non quante altre, non rende dal video, ve lo giuro. Tiro pure un Questa bel si po' di chiama vento. Piazza Gaia Aulenti. Il bosco verticale, non si vede niente, ecco qua, se faccio lo zoom magari si vede un po' di più. E chi sei casa là? Tutta gente che ne fuori. Ah, io c'ho non so che caso bosco verticale, so che caso boschi capimotto. Tanti auguri a te. Ma io pensavo che questa 24 ore decisa da voi fan fosse finita qua, invece no. L'1:48 sono costretto a fare questa cosa, poi vi spiego il perché. Ma io per i pochi superstiti a quest'ora ho perso una piccola scommessa interna con Roberta, quindi mi ha costretto a fare questa cosa. Non c'è da preoccupare. Devo fare la maschera al viso ora, sì o no? Assurdo. Vai, vediamo in diretta. Ovviamente sì. Ovviamente sì. L'87% di voi, cioè sono che 2 a notte, non dormite e non vi diciate da me. Vai, fa sta maschera. Qui ho due maschere a disposizione. Una è al
collagene e una è viso, come si chiama? Viso anti-età. Siccome compro da 29 anni, questa si sa dice sto facendo vecchio, quindi c'è bisogno di un anti-age. Ma sta cosa si azzecca in faccia? Madonna mia, già mi darà fastidio sicuramente. Oh madonna, com'è fredda! Bello, vedi come... Mannaggia miseria, mannaggia, ma che ci fatti male? Ma come dà fastidio? Ma devono passare 10 minuti. 10 minuti così? Ma Rosimello, non lo scudetto. Allora, me la faccio anch'io. Facciamo questo, ma ci lo me. Sono le 2:10. Io questa cosa la faccio. Possiamo togliere la maschera. Adesso questo che c'è in faccia lo devi massaggiare fin quando non si riassorbe. Cioè, non mangia la faccia. No, già te l'ho lavato prima faccia. Questo non si deve lavare adesso. Cioè, come faccio questa mano in faccia? Per il sussurrato. Devi fare i massaggi così. Così. Ah, vedi che sensazione. Ma scusami, ma io mi stai a cucca così? No, questo si deve riassorbire. Ma che lei è bagnato proprio? Gesù mio. Passatelo pure un po' sul collo. Sta mettendo un profumo. In quanto si assorbe? Ecco, ne facci. Facci. Vabbè ragazzi, nel frattempo che si riassorbe direttamente dal gabinetto, io vi do la buonanotte. È finita questa magica 24 ore decisa da voi fan. Spero che vi siate divertiti, spero che vi sia piaciuta. Se volete altre sfide, altre challenge del genere su YouTube, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Io mi sono divertito. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram per altre challenge come queste e noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao!